La polizia dopo 5 mesi è riuscita a risalire al complice di un furto accaduto in Viale Vittorio Veneto nell'ottobre del 2023. Uno scippo perpetrato ai danni di un'anziana di 86 anni da parte di una ragazza di origine rumena minore di 14 anni. Mentre la donna si muoveva con il suo deambulatore, era stata avvicinata dalla giovane che le aveva strappato l'orologio, ma il suo complice, un giovane di 20 anni, era riuscito a fuggire. L'intervento tempestivo di un passante aveva permesso di fermare la minorenne dopo che aveva strappato la ghiera dell'orologio. Durante la perquisizione, gli agenti di polizia avevano fatto una scoperta cruciale. Nella tasca della minorenne era stato trovato il passaporto del complice ventenne che si era dato alla fuga. Grazie a meticolose indagini condotte dalla squadra mobile sotto la guida della dottoressa Imma Benvenuto, la polizia è riuscita a stabilire il coinvolgimento del ventenne nel reato insieme alla minorenne. Di conseguenza, il giovane rumeno è stato denunciato per scippo in concorso aggravato. La denuncia gli è stata comunicata in carcere a Lodi, dove attualmente si trova detenuto. Nonostante la giovane età, la ragazza, non imputabile per legge, è stata ugualmente segnalata alla Procura dei minori per le dovute valutazioni.